Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG, un'edizione del notiziario ricca di cronaca nera. Sono scomparsi due ragazzi e parleremo delle ricerche di questi giovani che sono scomparsi da 2 giorni, da sabato, e poi andremo a Ponzano Veneto, dove c'è stata una raffica di furti. I proprietari di un'abitazione si sono ritrovati i ladri in cucina, e ancora molto altro ancora. Vediamo i titoli. Il titolo del Gazzettino con Francesco Ceron in regia. Giulia Cecchettin e l'ex fidanzato scomparsi da sabato. Il papà della ragazza, lui non aveva accettato la fine della relazione. Poi lo zio che dice lui l'ha trattenuta in auto, lei ha urlato, chiunque li veda ci avverte. Ovviamente sono ore di angoscia per i familiari e gli amici di questi due giovani, ma vediamo la ricostruzione di quanto è accaduto nel servizio di Chiara Gaiani, e poi ci collegheremo con Vigonovo con Ilaria Marchiori. Vediamo. L'ultimo contatto risale a sabato sera. Giulia Cecchettin invia un messaggio alla sorella alle 22:43, poi più nulla. Non si hanno notizie da 36 ore di Giulia Cecchettin, 22 anni, di Vigonovo, e dell'ex fidanzato Filippo Turetta, 22enne, di Torreglia. Sabato sera i due sono stati visti insieme alla nave De Vero intorno alle 20. Il messaggio di Giulia alla sorella, poi il buio. Filippo era uscito di casa nel pomeriggio, poi ha scritto alla mamma che si sarebbe fermato fuori a cena. Sono ore di angoscia per entrambe le famiglie. I genitori di Giulia hanno presentato denunce di scomparsa ai carabinieri di Vigonovo, quelli di Filippo alla caserma di Teolo. Per i 2 giovani studenti di ingegneria all'Università di Padova immediatamente è scattato il tam tam sui social. A coordinare le ricerche è la prefettura di Venezia, che ha fatto scattare il piano per le persone scomparse. Secondo i primi riscontri, il telefono di Filippo era stato agganciato per l'ultima volta nel comune di Fossò, non lontano dalla residenza di Giulia. I due sarebbero a bordo dell'auto di Filippo, una Fiat Punto nera targata FA051YE. I carabinieri e le famiglie avrebbero detto che l'auto sarebbe stata segnalata per l'ultima volta a Maserata di Piave, nel Trevigiano. Nonostante si fossero lasciati, i 2 ragazzi si sarebbero visti alcune volte nell'ultimo periodo. Una scomparsa che angoscia 2 famiglie e gli amici dei ragazzi. Giulia si dovrebbe laureare in questi giorni, per questo i familiari escludono una fuga. Giulia Cecchettin ha i capelli castani, lunghi, con la frangetta e gli occhi scuri. Sabato, quando è uscita, indossava una gonna marrone e un maglione azzurro. Filippo Turetta invece ha gli occhi chiari e i capelli corti castani. Sabato, quando è uscito, indossava Adidas bianche, jeans chiari con elastico alla caviglia, felpa e giubbotto impermeabile nero. Chiunque avesse notizie può rivolgersi alle forze dell'ordine, che stanno attivamente cercando i 2 giovani. Il servizio di Chiara Gaiani è importante, fate attenzione se per caso ritenete di avere identificato questi 2 giovani, segnalate subito ai carabinieri o alla polizia. Intanto vediamo il titolo del Corriere del Veneto, sempre su questa vicenda: giovane scomparsa con l'ex fidanzato, il padre di lei, lui non aveva accettato la fine del rapporto, e di qui la preoccupazione del fatto che siano scomparsi, perché spesso accade che questi contrasti, questi abbandoni provochino delle tragedie. Intanto potrebbe essere stato ritrovato il cacciatore di Valdastico, scomparso ieri durante un'uscita solitaria. In questo momento le squadre di soccorso stanno convergendo verso un punto preciso della Vallassa. Valdastico, il corpo di una persona sarebbe stato avvistato in queste ore dall'alto dall'elicottero dell'aeronautica di Cervia, impegnato da ieri nelle ricerche di un cacciatore 62enne del posto che non era rientrato da una battuta di caccia in solitaria. In questo momento le squadre del soccorso alpino di Arsiero si stanno dirigendo verso la posizione indicata dal mezzo aereo, coadiuvato anche da un drone dei vigili del fuoco, che nel frattempo hanno ristretto l'area di ricerca. L'ultimo contatto dell'uomo risale alle 11:30 di
ieri, quando si era sentito con la moglie. Il cacciatore era uscito a piedi dalla propria abitazione di Pedescala e si era diretto verso la Valdassa, che sale verso l'altopiano in una zona impervia conosciuta solo da cacciatori e residenti della zona. Verso le 18 di ieri è scattata l'operazione di ricerca che ha coinvolto, oltre ai vigili del fuoco, anche la Protezione Civile di Valdastico con unità cinofile e i carabinieri. L'attività era poi stata sospesa alle 4 per poi essere ripresa alle luci dell'alba con i soccorritori di Asiago, Schio, Recoaro e Padova con droni e unità cinofile. Limana Belluno, ancora senza esito le ricerche di un cacciatore non rientrato sabato da un'uscita nella zona di Praloran, dove vicino alla cava è stata rinvenuta parcheggiata la sua auto, quindi complessivamente sono 4 gli scomparsi. Il cellulare dell'uomo, Doriano Gasperin, 65enne residente a Polentes di Limana, avrebbe agganciato la cella verso le 15:15 di sabato. Mobilitati per l'intera giornata di ieri, soccorso alpino con droni e unità cinofile, soccorso alpino della Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco, l'elicottero dei Vigili del Fuoco, la Protezione Civile, insomma tutti insieme a cercare Gasperin, che era uscito nel pomeriggio di sabato per fare una passeggiata e non ha fatto più rientro nella sua abitazione. Alle 9 della mattina di ieri è scattato l'allarme. Purtroppo ancora gli incidenti, ancora vittime, si è aggravato il bilancio dello schianto dell'altra sera a Ormelle. I morti sono saliti a 3, infatti non ce l'ha fatta uno dei 2 feriti, un 26enne. Oggi parenti dei ragazzi a bordo dell'Audi, finita fuori strada sulla provinciale, si sono recati di persona sul posto. Sentiamo Lina Paronetto. Le sue condizioni erano state giudicate fin da subito disperate e all'alba si è spento anche il terzo occupante dell'Audi A3 che venerdì sera poco prima di mezzanotte ha invaso la corsia opposta finendo nel fossato laterale della provinciale che da Oderzo conduce a Ormelle schiantandosi contro un ponticello di cemento. Davinder Kumar, anche lui indiano come gli amici con i quali aveva trascorso la serata e stava tornando a casa, aveva solamente 26 anni, uno di meno del conducente dell'Audi, Gurteji Singh di San Polo, 35 anni invece l'altra vittima, Gurdeep Singh. Il bilancio del sinistro diventa così pesantissimo, 3 morti, 3 giovani vite spezzate, forse a causa dell'alta velocità. La conta dei morti sulla strada nella Marca Trevigiana da inizio anno sale così a 57. I parenti dei 4 giovani amici coinvolti nel sinistro si sono recati di persona in via Roma. Il cappuccio della felpa alzato, gli occhi rossi, fissi sul fossato dove la macchina ha terminato la sua corsa. È palpabile il dolore nel viso del padre di Gurteji Singh, operaio della Lanta di Piavon, al volante l'altra sera dell'Audi. Alla mamma aveva detto, nell'ultima telefonata, che le avrebbe portato il gelato. Ancora sedato e intubato il 4º ragazzo coinvolto nel tragico incidente, un 23enne, ricoverato in terapia intensiva centrale al Cafoncello, ha subito un grave politrauma. Sul posto lo zio. L'unica persona la vivo, ancora grave. Era, non so, appena tornato all'ospedale, allora ha detto ancora non è svegliato, allora ancora grave. Però forse salva loro, non so. È l'unico che si salverà? L'unico salverà, l'unico. È accusato di aver abusato di un'amica che stava ospitando a casa sua un 35enne di Borgorico. È stato arrestato dai carabinieri. Sono le 3 di notte di domenica quando al 112 arriva una richiesta di soccorso da Borgoricco. Una giovane donna è in strada e urla, spiega il cittadino. I carabinieri si precipitano sul posto dove trovano una 26enne di origini marocchine residente a Brescia. Impaurita e in lacrime, la donna racconta di essere stata violentata da un amico conosciuto alcuni mesi fa che l'aveva appena lasciata in strada. Il giovane, un 35enne residente a Borgoricco, viene rintracciato poco dopo e posto agli arresti domiciliari in attesa del processo. La donna invece è stata accompagnata in ospedale a Campo San Piero per le cure del caso. E ancora maltrattamenti, aveva colpito con pugni e calci la compagna anche quando era incinta. È stato arrestato dai carabinieri, è un uomo di 46 anni, è avvenuto a Padova. Vediamo.
Calci e pugni in faccia anche davanti ai figli piccoli. La moglie è cacciata di casa mentre era in gravidanza e costretta a dormire in auto. Anni di soprusi e violenze sono finiti per una donna dopo che il marito, un 46enne di Legnaro, è stato arrestato dai carabinieri. Dopo l'ennesima violenza e una furiosa aggressione che l'aveva costretta a ricorrere alle cure del pronto soccorso, la donna aveva trovato il coraggio di rivolgersi ai carabinieri di Legnaro, che hanno immediatamente attivato il codice rosso. Dopo la condanna a 1 anno e 5 mesi per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, l'uomo è stato rintracciato dai carabinieri e accompagnato alla casa circondariale di Padova. E ancora cronaca nera da Padova, sono stati sequestrati 3 kg di sostanze stupefacenti dai finanzieri con un arresto e una denuncia. 3 kg di eroina sequestrata dalla Guardia di Finanza di Padova ad un trasportatore albanese di 33 anni che è stato denunciato ed arrestato. Operazione dei Baschi Verdi padovani all'uscita del casello di Padova Ovest. Un'autovettura che stava uscendo dall'autostrada è stata fermata al posto di blocco. Dopo un'attenta perquisizione con l'aiuto anche delle unità cinofile è stata trovata la droga nascosta in un doppio fondo nel vano portabagagli ricavato all'interno della carrozzeria. Droga che era destinata alla piazza di spaccio della città. Il corriere è stato fermato ed arrestato. Durante un altro controllo del territorio, le fiamme gialle hanno notato un'auto che alla vista delle forze dell'ordine ha velocemente cambiato direzione. Fermata la vettura e controllata, sono stati trovati circa 17 grammi tra hashish e marijuana. Nel corso delle ultime 2 settimane sono state controllate più di 100 persone, delle quali 19 sono state segnalate alle prefetture competenti per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale. Vice Francesco Rattaio, vediamo ancora un'operazione contro lo spaccio di droga in tutta la provincia che ha portato, nella provincia di Padova, a 6 arresti. 2 arresti a Noventa Padovana, 1 a Rubano e 3 a Padova. Questo è il bilancio dei controlli antidroga degli agenti della squadra mobile di Padova. A Noventa Padovana in manette sono finiti 2 tunisini di 60 e 37 anni. I 2, seduti ad un bar, avevano venduto una dose di eroina. Un etto di droga tra eroina e cocaina è poi saltata fuori durante la perquisizione in casa. A Rubano, in manette, è finito un 19enne, sempre tunisino, sorpreso con ben 2.890 euro in contanti. Nei guai è finito anche il cliente 50enne di Vigonza, a cui sono state ritirate in via cautelativa le armi detenute in casa. In città arrestato un 20enne tunisino scoperto nei pressi del cavalcavia Borgomagno, un 34enne nigeriano pizzicato durante un controllo in via Fagin e un altro 31enne nigeriano richiedente asilo fermato in via Annibale da Bassano. I ragazzi che erano andati a Marghera la nave De Vero, angoscia dei familiari e di chi ovviamente li conosce, amici, conoscenti. Sentiamo in diretta da Vigonovo Ilaria Marchiori, a te Ilaria. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo proprio qui a pochi passi dall'abitazione di Giulia, che appunto è scomparsa insieme a Filippo. Tra pochissimo sentiremo anche un'intervista realizzata con lo zio di Giulia, erano molto legati e diciamo è lui che sta un po' parlando a nome della famiglia, perché come potete immaginare il papà, oltre a dover stare in stretto collegamento con le forze dell'ordine, è molto provato, anche perché la situazione della famiglia non è semplice. Solo un anno fa è mancata la mamma di Giulia, per cui anche questa notizia della sua scomparsa sta rendendo ancora più difficile tutto in famiglia. Tra l'altro Giulia ha anche 2 fratelli, una sorella che studia a Vienna e che ritorna comunque ogni 15 giorni a casa, e poi un fratello invece
non ancora maggiorenne che vive con loro tre, quindi con Giulia e con il papà. Proprio in seguito alla notizia della scomparsa dei due ragazzi, che appunto, come anticipavi tu direttore, si sono trovati alla Nave de Vero, il centro commerciale di Marghera, poi hanno cenato lì, come ci ha raccontato anche lo zio, al McDonald's che si trova all'interno del centro commerciale, sono stati visti lì e poi si sono perse le loro tracce. Ci raccontava poco fa lo zio che prima si è sganciato il cellulare di Giulia, poi invece quello di Filippo. Alcune testimonianze li avrebbero visti litigare, però il condizionale è d'obbligo. Un vicino di casa qui a pochi metri, dove c'è un parcheggio poco distante dall'abitazione di Giulia, avrebbe proprio sentito i due che gridavano, soprattutto una richiesta d'aiuto da parte di una ragazza, però continuiamo ad usare il condizionale. Lo zio ha lanciato anche un appello proprio ai due ragazzi: vi prego, tornate perché noi siamo qui, noi vi stiamo aspettando. Tra l'altro i due studiano insieme ingegneria alla facoltà dell'Università di Padova e Giulia si sarebbe proprio dovuta laureare questo giovedì. Lo zio ci ha raccontato che è tutto pronto per i festeggiamenti post laurea. Dicevo che dopo la notizia della scomparsa si è mossa subito anche la prefettura, il prefetto di Venezia Michele Di Bari, proprio per far lavorare i carabinieri del comando provinciale di Venezia e raccogliere tutti gli elementi utili al rintraccio. E proprio nelle prime ore della mattinata sta operando un'unità cinofila molecolare per la ricerca delle persone del nucleo dei carabinieri cinofili di Torreglia, proprio per vedere se si trovano delle indicazioni, delle tracce perlomeno. Poco distante qui a Fossò questa mattina sono stati visti gli uomini della scientifica, perché sembrava che potessero essere state rilevate delle tracce lì nella zona, però al momento non è ancora stato confermato né smentito nulla. A Vigonovo qui dalle prime ore di questa mattina è presente il comandante provinciale dei Carabinieri di Venezia, che sta appunto dirigendo personalmente le attività condotte proprio in stretta sinergia con i colleghi carabinieri delle zone limitrofe. L'attesa qui è tanta, soprattutto la speranza che Giulia e Filippo rientrino al più presto a casa. Certo è che, come ci diceva appunto poco fa proprio anche lo zio di Giulia, più passano le ore, più è difficile riuscire a vederli ritornare a casa sani e salvi, ma qui si continua a sperare che possa appunto arrivare questa notizia a casa di Giulia e anche di Filippo. Ilaria, allora sempre sperando che si vada verso sperando che si vada verso un epilogo felice. Ovviamente si sta parlando di questi due ragazzi, soprattutto dell'ex fidanzato, che non avrebbe accettato la fine della relazione, è questo che risulta, cioè ci sarebbe stata una rottura, forse questo potrebbe essere stato il solito appuntamento dopo la fine di un rapporto in cui si tenta, in cui chi è stato abbandonato, come abbiamo visto molto spesso da altri fatti di cronaca, tenta di recuperare, tenta di trovare la possibilità di tornare con la fidanzata? Allora, direttore, secondo quanto ci ha detto proprio poco fa lo zio, che adesso sentiremo in versione integrale nell'intervista al termine del collegamento, loro avrebbero avuto una storia durata circa un anno, forse poco più, poi si sarebbe interrotta, ma avevano mantenuto un rapporto d'amicizia. Probabilmente, siccome il ragazzo non frequentava moltissimo l'abitazione di Giulia, quello che dice lo zio, probabilmente
probabilmente questo rapporto d'amicizia era forse solo da parte di Giulia, mentre per Filippo c'era qualcosa di più, almeno la speranza di poter ritornare. Ringraziamo te Sì. e il nostro operatore. Vediamo l'intervista che hai realizzato pochi minuti fa. Vediamo. Grazie. Sono Andrea Camerotto, lo zio materno di Giulia Cecchettin, sparita sabato intorno alle 23:15 da Vigonovo. Giulia nel tardo pomeriggio verso le 6 è stata prelevata da casa dal suo amico ex fidanzatino Turetta Filippo di Torreglia. Erano rimasti amici e si frequentavano anche nell'ambito universitario, probabilmente anche si aiutavano un po' negli studi. Ultimamente Giulia aveva un po' abbandonato l'aiuto nei suoi confronti perché giovedì prossimo è prossima alla presentazione della tesi di laurea, c'era la festa organizzata. Sono spariti sabato alle 23:15 da Vigonovo, a 50 metri da casa. La macchina è tornata dalla nave di Vero di Mestre, dove si erano recati nel pomeriggio a fare spese, sono stati visti a mangiare insieme. A 50 metri da casa, a quell'orario, una persona che stava fumando nel suo poggiolo ha sentito delle grida di dolore, di richiesta anche un po' di aiuto da parte di una ragazza. La macchina individuata sembra essere quella che sappiamo guidare Filippo, cioè una Fiat Grande Punto targata FA 015 YE. È stata fatta una denuncia da questa persona, sono stati chiamate le forze dell'ordine, ma la macchina si è dileguata dopo poco, la ragazza è stata ritratta all'interno. Potrebbe averla, diciamo, sequestrata. In un certo senso questa è un po' anche la mia idea, nel senso che il ragazzo non voglia farle del male, ma che in realtà abbia il bisogno di farle capire che insomma le vuole bene, vuole stare con lei e usi questo tempo insieme a lei in questo viaggio doloroso per avvicinarsi a lei. Questa è in un certo senso l'impressione che posso avere di questo ragazzino, che io non ho conosciuto così in maniera distaccata, perché non era una cosa ufficiale in famiglia, fidanzatini di scuola e durata fino all'estate scorsa, per 1 anno e mezzo, forse 2, ma quelle cose da ragazzini, insomma, non era una cosa portata avanti con impegni. Forse magari per Giulia poi era finito tutto, mentre per Filippo no. Beh, sicuramente uscivano in maniera amichevole, da parte di Giulia sicuramente, da parte di Filippo questo non posso saperlo, però Giulia delle volte forse aveva fatto delle confidenze alla sorella o anche alla mia mamma, che è la nonna materna, e dicendo che sì, il ragazzino forse un po' di gelosia la metteva nel rapporto, e quindi non sappiamo. Io comunque spero che i ragazzi stiano bene e che stiano in viaggio, anche in una forma di distrazione loro, e che si facciano sentire presto. I telefoni comunque sono spenti da sabato notte, prima quello di Giulia e poi quello di Filippo. Io ho sentito anche la famiglia di Filippo ieri sera intorno alle 7 e il papà ovviamente è preoccupato come noi. Io ho chiesto se il figlio è uscito di casa sereno, lui mi ha detto di sì, come al solito, la doccia, pronto per una serata con l'amica, ma lo hanno visto sereno. In realtà stamattina poi ho letto
un articolo dove si dicevano cose riguardo al fatto che in questi giorni mangiava poco. Io questo non posso saperlo, l'ho visto scritto da voi giornalisti, no? Non posso sapere se siano dichiarazioni fatte effettivamente dal papà. Andrea, scusi, se Filippo dovesse vederci, si sente di dirgli qualcosa? Se provi a immaginarsi di parlargli, che lui possa ascoltare un appello, si sente di dirgli qualcosa? Io voglio fare l'appello a tutti e due, perché spero che ci ascoltino in qualche maniera, che la radio della macchina sia accesa e funzionante. Filippo e Giulia, fatevi sentire, noi vi aspettiamo a braccia aperte. Qualsiasi cosa sia successa, noi siamo pronti ad accogliervi come prima e anche meglio se abbiamo sbagliato in qualcosa, se non abbiamo avuto attenzioni nei vostri riguardi, ma sono convinto che non è così, però può essere che magari qualche mancanza da parte di noi zii, familiari, in una situazione così anche di mancanza della mamma possa esserci stata. Che tipo è Giulia? Come ha vissuto quest'anno da quando, non so, è mancata la mamma? È stata anche brava perché si sta laureando, c'è andata... È una donnina di casa, si è presa l'incarico di seguire la sua famiglia oltre agli studi. Insieme alla nonna teneva in ordine la casa, la biancheria. Giulia ha studiato e ha portato a casa sempre dei buoni risultati, considerando la situazione ovviamente che ha vissuto in questo anno. Giulia giovedì si deve laureare ed è tutto pronto e noi la aspettiamo per la sua festa di laurea. Come sta il papà di Giulia? Basta. Ecco, avete sentito questa lunga intervista realizzata con Andrea, lo zio di Giulia. Come potete immaginare, questi sono momenti di altissima tensione e anche di shock, perché ogni volta che squilla il telefono è un sussulto. Noi rimaniamo qui per cercare di seguire, di capire come si evolverà la situazione, cercando di avere notizie e soprattutto sperando, come dicevamo prima, di averle al più presto e che siano positive. Da Vigo Novo è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie molto a Ilaria Marchiori e a Sandro Ponchio, l'operatore. Abbiamo tenuto tutto l'appello dello zio di Giulia, proprio perché è importante che questi due ragazzi sentano le parole dello zio e di altri parenti, sperando che appunto abbiano potuto ascoltarli e che tornino al più presto a casa. Continuano intanto i furti nelle abitazioni. A Ponzano Veneto ce ne sono stati diversi, tutti in una serie, una sfilza di furti. Alcuni dei derubati si sono trovati faccia a faccia con i ladri in cucina. Andiamo in diretta da Ponzano, c'è Christian Arboet. Direttore, buongiorno anche da parte di Nicoletta Rizzetto che sta curando la parte tecnica. Mi trovo in un'abitazione di Merlengo, siamo in via San Bugo. Vedi anche Atena, questo cane di 2 anni che venerdì sera è stato malmenato dai ladri che hanno battuto forte in questa zona. Qui con Atena c'è anche Dante, che per l'appunto sono stati presi a bastonate da questi delinquenti che non hanno avuto scrupoli e che hanno visitato anche tante altre abitazioni qui della zona, una zona che tra l'altro è spesso bersaglio
dei ladri, sono case, villette, ville distribuite nella campagna. E qui con me c'è Ilenia Martini, la proprietaria di casa, che venerdì sera era uscita accanto al compagno per andare a prendere un panino, un burger da asporto. Voi siete usciti, Ilenia, alle 19:40, poi siete rientrati un'ora dopo più o meno. 20:46. Per l'esattezza, 20:46, perché ho fatto la telefonata ai carabinieri alle 20:47, quindi praticamente subito. Alle 20:46 voi siete entrati in casa e cosa avete visto? Allora ho aperto la porta di casa e mi sono trovata la finestra davanti a me completamente aperta, rotta, sradicata. Guardando la finestra ho visto le pile che si allontanavano per i campi e in quel momento, vedendo anche la terra per terra, il disastro che c'era, ho realizzato che erano entrati i ladri. Quindi c'erano queste luci provenienti dalle torce utilizzate dai ladri? Sì, dritta a me, esatto. Io dal portone di casa, dalla finestra, vedevo in quella direzione le torce praticamente che si stavano allontanando. E questo alle 20:46 di venerdì sera. I ladri poi, per la cronaca, hanno battuto anche quella zona, sono entrati in un'abitazione anche da quella parte. E Nicoletta, non so se possiamo mostrare, grazie infinite, questo bastone. Questo bastone di fatto è il bastone di una scopa che si trovava qui sul retro e che è stato utilizzato dai delinquenti e che l'hanno puntato, lo hanno scagliato contro questi animali, questi cani. Sì, esattamente, e lo spazzettone proprio l'abbiamo trovato a fianco all'ulivo, proprio dove Dante stava abbaiando incessantemente cercando di avvisare che c'erano persone dentro casa, quindi gli hanno anche tirato lo scoppettone. Cani che sono rimasti impauriti per tutto il weekend e anche oggi mi spiegavi, insomma, hanno un atteggiamento un po' strano. Sì, assolutamente. Di sera non vogliono, appena cala il sole, vogliono assolutamente rientrare, cioè neanche fare i bisogni. Come avete visto, abbastanza preoccupati quando entrano adesso persone in casa, quando prima comunque erano cani comunque sì da guardia, ma fondamentalmente anche giocherelloni. Sono rimasti parecchio scossi. Tra l'altro non escludi, Ilenia, che i ladri possono averli precedentemente incontrati o comunque spiegaci un po' qui. Praticamente venerdì in pausa pranzo, quando sono tornata dal lavoro, mi ero accorta che una delle altre 2 cani, perché ne ho 4, stava poco bene e quindi al pomeriggio ho chiamato il veterinario per un controllo e il veterinario mi aveva detto che aveva abbondantemente mangiato, cosa che io non gli ho dato e nemmeno il mio compagno, e quindi gli abbiamo detto no, non è possibile. Sì, il cane ha mangiato tanto e alla fine ci siamo resi conto che forse erano già passati la sera prima per o imbonirsi i cani o addirittura ho pensato, sapendo che noi siamo fondamentalmente tanto fissati con i nostri animali, trovare un pretesto per farci uscire e quindi portare i cani al veterinario e quindi casa libera. Di certo qualcuno vi stava spiando e non solo voi. Sì, assolutamente, da lì. Perché sono andati a colpo sicuro, poi ti mostrerò un altro elemento, direttore. Intanto ti mostro questa cassaforte, la cassaforte che si trovava all'interno dell'abitazione della camera da letto, se non sbaglio. Voi dove l'avete trovata poi alla fine? Esattamente dietro a quel palo lì, aperta, dietro lì. Forse loro pensavano avesse il GPS, non so cosa, quindi l'hanno abbandonata là, hanno lasciato dentro il portafoglio che conteneva i soldi e hanno lasciato là la cassaforte. Alla fine quanto vi hanno rubato? 3.600 euro. E gioielli anche? E tanti gioielli, tutto praticamente, tutto ci hanno rubato. E anche un giubbotto? E un giubbotto, un Calvin Klein da donna mio, che inizialmente non mi ero neanche accorta e dopo i carabinieri mi hanno chiesto se appunto mancava questo giubbotto. Effettivamente mancava, mi hanno fatto vedere la foto perché rincorrendoli, perché alla fine i carabinieri li hanno anche rincorsi, nella fuga hanno buttato a terra il mio giubbotto, solo quello però purtroppo. Ecco, perché c'è stato anche un inseguimento, Ilenia puoi raggiungermi, c'è stato anche un inseguimento poi venerdì sera perché le denunce sono state tante, le segnalazioni sono state tante e i militari quindi hanno tentato anche di raggiungere, di inseguire, di arrestare questi ladri. Ti mostro questi 2 fori per
dirti e dimostrarti che cosa, direttore? Che a entrare in azione sono stati dei ladri professionisti. Questa è stata un'operazione chirurgica, quindi non solo vi hanno spiato, ma sapevano dove colpire. Certo, assolutamente sì. E la cosa che mi fa ancora più paura è il fatto che mio padre comunque era venuto fino davanti al cancello di casa per l'insistenza dell'abbaiare del cane. E loro erano dentro che guardavano mio padre. Infatti proprio per questo quel bastone è stato ritrovato al di là della canaletta, che forse poteva essere usato se qualcuno gli poteva dar fastidio. Quindi quel bastone poteva essere utilizzato anche contro tuo padre? Assolutamente, o comunque qualsiasi persona si trovavano davanti. E essendo le 8 di sera, sinceramente non possiamo aver paura di rimanere a casa nostra alle 8 di sera o comunque nel nostro campo. E dopo 3 giorni avete ancora paura? Mi dicevi tra l'altro che come vicini di casa vi state anche attrezzando. Assolutamente, tanto a me ormai non hanno più niente a portar via. In che maniera vi state attrezzando? Cercando comunque di avvisarci qualsiasi cosa sentiamo, qualsiasi cosa strana ci sembra strano, insomma, cercare di aiutarci, insomma, avvisare, insomma, aiutarci, perché magari anche a me succedeva che se per purissimo caso riuscivano, anche arrivando da quella strada, riuscivano a vedere dei movimenti strani, magari... Diciamo che non ve li siete trovati davanti per un soffio. Per un soffio, esatto. Forse solo grazie a mio papà che era venuto qua urlando a mia sorella è tutto a posto, pensando fosse tutto a posto. Grazie davvero Ilenia Martini. Con Nicoletta Rizzetto ti restituisco la linea, direttore. Chiaramente in questi giorni vi stiamo raccontando di una miriade di furti, una vera e propria escalation, e ti saluto con questa immagine, Atena e Dante e Ilenia, insomma l'ennesimo racconto di un furto che forse poteva avere conseguenze anche ben peggiori, perché lo hai visto, insomma, quel bastone utilizzato come arma impropria. Per il momento da Merlengo di Ponzano è tutto. Con Nicoletta Rizzetto, direttore, ti restituisco la linea. Grazie molte Christian. Erano ovviamente altre persone quelle che se li sono trovati in casa, ma drammatiche le testimonianze che abbiamo raccolto. Per fortuna i cani, come è avvenuto in altre circostanze, in questo caso non sono stati avvelenati, perché anche questo fanno i ladri, che colpiscono soprattutto le zone più isolate. Lì avete visto che c'era un giardino e poi un campo aperto. Andiamo adesso a Schio, perché ci sono stati controlli a tappeto contro il crimine e soprattutto contro lo spaccio di stupefacenti. Vediamo. Sicurezza, raffica di controlli nell'Alto Vicentino. I carabinieri di Schio, col supporto del NAS di Padova e del nucleo cinofili di Torreglia, perlustrano la zona della stazione ferroviaria di Schio, dove il fiuto dei cani è stato prezioso perché ha consentito di rintracciare un giovane ghanese che nascondeva poco più di 1 grammo di hashish e una modica quantità di cocaina e marijuana. La droga è stata sequestrata e il giovane segnalato come assuntore di stupefacenti. In tutto sono stati controllati 35 veicoli e identificate 82 persone, tra cui i clienti di un bar di Malo, dove il titolare ha consegnato spontaneamente un involucro di 1,7 grammi di cocaina. Nella perquisizione dell'abitazione del 35enne cittadino cinese sono stati sequestrati altri 82 grammi di hashish e 8,5 grammi di marijuana. Per l'uomo è scattata la denuncia per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. A Isola Vicentina invece i carabinieri di Malo hanno accertato violazioni in materia di igiene in un locale e disposto lo smaltimento di circa 25 kg di prodotti alimentari non conformi alla normativa. Nell'occasione è scattata una sanzione da 3.000 euro. Servizio di Carlo Alberto Inghilleri, oggi in regia Francesco Ceron con Alberto Pivetta. Andiamo a Treviso, dove un pluripregiudicato di origine siciliana, residente nella Marca, percepiva dal 2019 il reddito di cittadinanza senza averne diritto, intascandosi in tutto circa 20.000 euro. A fare questa scoperta sono stati i finanzieri del comando provinciale di Treviso, che hanno denunciato l'uomo con alle spalle diversi precedenti, tra i quali l'arresto nel 2014 per associazione a delinquere di stampo mafioso, rapina ed estorsione.
Gli approfondimenti dei finanzieri della compagnia di Conegliano hanno fatto emergere molteplici falsità nella domanda presentata per ottenere la misura del reddito di cittadinanza. Nella documentazione inviata all'INPS, infatti, erano state del tutto omesse, oltre alle informazioni circa le pendenze penali del richiedente, anche quelle riguardanti il possesso di quote di partecipazione in una società, la titolarità di diversi terreni e di 5 auto. Quindi uno che se ne stava benissimo, però aveva chiesto fraudolentemente il reddito di cittadinanza. E ovviamente questo è uno dei motivi per cui il reddito di cittadinanza è saltato. Si è spento all'età di 46 anni Claudio Casotto, colpito da tumore. Su YouTube aveva raccontato la storia della sua malattia e l'aveva raccontata da medico. Vi ringrazio tutti, un caro abbraccio, spero di vedervi presto fuori da qui per un nuovo video, magari immersi nella natura come quell'ultimi dopo gli ultimi ricoveri. Ecco, ciao a tutti. Risale a una settimana fa l'ultimo video di Claudio Casotto, medico, marito e papà dal 2018, da quando era stato colpito da un tumore. Raccontava la sua malattia sul web, dove aveva creato una vera e propria comunità, io e il mio amico cancro. 46 anni, dipendente dell'ULSS 6 presso il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, Claudio Casotto si occupava di vaccinazioni pediatriche e anche di quelle contro il Covid. Quello che gli stava capitando lo capiva passo passo. La ricaduta, lo aveva scritto in un lungo post sui social, e la ricomparsa dell'amico cancro erano state più difficili da affrontare della diagnosi, aveva scritto. La scorsa estate, queste le sue parole dopo l'ennesimo ricovero. Come vedete, non sono più in ospedale, sono stato dimesso 5 giorni fa e sono venuto subito in montagna dove c'erano i miei bambini e mia moglie e passo la convalescenza adesso qua su ed è tutta un'altra vita. Alla famiglia si stringe tutta la sua comunità e tutta l'ULSS 6, con i colleghi che lo ricordano come un galantuomo, un uomo generoso, buono, disponibile, un grande lavoratore e un grande papà. I funerali si svolgeranno mercoledì 15 novembre alle 10:30 nella chiesa di San Martino di Volta Brusegana a Padova. Un'altra storia riguarda la capitana della squadra azzurra femminile di tennis, Tatiana Garbin, veneta, che sta lottando contro un raro tumore. L'abbiamo vista gioire l'altro giorno quando c'è stata la vittoria della tennista azzurra Paolini. Caso Velox lungo la strada del Santo, il giudice di pace di Padova ha depositato la sentenza che ha portato all'annullamento delle sanzioni. Tra una settimana ci sarà un nuovo sit-in dei multati davanti alla prefettura. Sentiamo Chiara Gaiani. Una vittoria. Stanno vivendo così i multati dei Velox di Cadoneghe la lettura della sentenza depositata dal giudice di pace di Padova, Antonio Bordin, dove si leggono le motivazioni che lo hanno portato all'annullamento delle sanzioni. Nero su bianco emergerebbero le responsabilità chiare di quanto accaduto, spiega Andrea Rossi, portavoce dei multati. Il giudice è entrato a piene mani sul merito della questione delle sanzioni e ha ribadito in maniera chiara e direi quasi lapidaria il fatto che le 80.000 sanzioni sono state la conseguenza di un'assoluta carenza di informazione e di corretta comunicazione che l'amministrazione comunale di Cadoneghe ha avuto nei confronti di tutti coloro che sono passati in questa strada dal 23 di giugno in poi. Cartellonistica posizionata dopo il 23 giugno, giorno dell'attivazione dei 2 rilevatori di velocità posizionati lungo la strada 307 del Santo, spenti dal 9 agosto, da quando sono stati oggetto di un'esplosione. Questo scrive il giudice di pace, che riconosce la bontà delle prove portate dai multati e ritiene che questa azione abbia carattere confessorio da parte dell'amministrazione comunale. Nel frattempo le multe continuano ad arrivare. 2 sono state ritirate anche oggi dalla signora Daniela,
2000, il cui conto finale sarà di 8. Più di qualcuno avrà il regalo di Natale, perché siamo già a novembre-dicembre, manca ancora tutto il mese di luglio, quindi prevediamo un'altra montata enorme di buste verdi che arriveranno nelle case. Sabato prossimo i multati torneranno a riunirsi in sit-in con le loro famiglie in mattinata davanti alla prefettura di Padova. Nel frattempo del comune di Cadoneghe attendono gli esiti della perizia Pro Veritate affidata dall'amministrazione a un consulente esterno, l'avvocato Antonio Greco. Il sindaco Schiesaro in settimana ha annunciato che i tempi ormai sono brevi. I multati sperano da questa derivi l'annullamento di tutte le multe e la possibilità di risarcimento per le 16.000 sanzioni già pagate. Da Chiara Gaiani andiamo in diretta a Padova perché c'è stato un altro gravissimo episodio di bullismo. Raccontaci tutto, Chiara. Direttore, buongiorno ai telespettatori. Ci troviamo in Piazza Duomo, che è stata teatro per l'ennesima volta di un episodio di bullismo. Coinvolte sono delle giovanissime sedicenni, appena la vittima. Piazza Duomo è il punto di ritrovo soprattutto nei fine settimana per i ragazzi che, terminata la scuola, si vedono qui, usano molto questa zona, tutti i portici, e proprio sotto i portici che il collega Federico Cibotto sta inquadrando in questo momento potrebbe essere avvenuto questo episodio, una sorta di spedizione punitiva ai danni appunto di una sedicenne colpevole di aver postato sui social un commento che non è stato gradito. Allora vediamo il servizio realizzato dalla collega Valentina Visentina, le immagini sono davvero molto forti. Presa a schiaffi, tirata per i capelli, fatta piangere e costretta a inginocchiarsi per chiedere scusa, il video immortala le bulle mentre umiliano una coetanea all'ombra del Duomo. Sedicenni che frequentano i licei del centro, ragazzine della Padova Bene che tirano fuori cattiveria e spregiudicatezza per punire una loro amica colpevole forse di un commento non gradito ad una foto. Guarda che grave, sapevo anche lo schizzo, è tanto grave. Cosa posso fare per rimediare? Mettiti in ginocchio e chiedile scusa. In ginocchio. I vestiti firmati, il trucco, i modi scaffati per atteggiarsi grandi, ma che dimostrano solo cattiveria gratuita. L'umiliazione va in scena davanti al gruppo, come in un testo di teatro, ognuno al suo ruolo. La capetta che dà ordini, le sodali che eseguono e tirano capelli alla vittima, mentre il resto del gruppo riprende la scena. Alla fine la vittima dell'umiliazione se ne va a casa minacciata: se denunci ti spacco di botte. Ma il video circolato sui social e nelle chat ora potrebbe ritorcersi contro proprio alle bulle, che potrebbero essere denunciate dato che le immagini sono finite nelle mani delle forze dell'ordine. Ecco, sono immagini, soprattutto gli audio sono molto forti, ovviamente toccano, impressionano, hanno impressionato tutta la città, dove è in corso una riflessione per capire che cosa fare. In questa zona si chiedono ovviamente più controlli da parte delle forze dell'ordine che su questo episodio stanno indagando. Padova non è nuova, episodi di questo tipo ne sono accaduti in Piazza Rabin, ne sono accaduti anche alle porte della città, ad Albignasego, a ridosso nel parcheggio di un grande centro commerciale, dove alcune ragazzine, ancora ragazzine, sono state picchiate. Allora noi abbiamo sentito su questo uno psicoterapeuta dell'età evolutiva, Davide Polezzi, che ci ha raccontato come questi episodi di fatto siano intercettabili. Ci sono dei segnali che il mondo adulto può cogliere. Allora io vi lascio alle sue parole, ringrazio Federico Cibotto per la collaborazione tecnica, la linea dopo può tornare a voi. Quando avvengono questi episodi di bullismo c'è un po' sempre da parte degli adulti, penso ai genitori, agli insegnanti, la domanda di che cosa dobbiamo fare e qual è un po' l'approccio più opportuno da avere. Allora sostanzialmente, generalmente questi atti così anche estremi, diciamo così, sono un po' la parte finale di una catena di comportamenti.
Quindi innanzitutto bisogna ricordarsi che sicuramente ci sono stati molti segnali premonitori che sono stati sottovalutati, cioè tanti piccoli comportamenti scorretti, magari non particolarmente violenti, che sono stati ritenuti non sufficientemente gravi per poter prendere qualche iniziativa. Quando si arriva a questo punto significa che la situazione è già piuttosto avanzata. Quindi certamente c'è bisogno da parte sicuramente dei genitori, forse se coinvolge anche il contesto scolastico, anche della scuola, di qualche tipo di conseguenza, che sia una conseguenza concreta. Molte volte i genitori pensano che sia sufficiente spiegare che quel comportamento è sbagliato o perché è sbagliato. Questo è importante, ma è soltanto la prima parte, ma servono conseguenze concrete che facciano sperimentare a chi ha messo in atto questo comportamento un qualche tipo di svantaggio nel mettere in atto comportamenti di questo tipo. In altre parole, tutti noi veniamo, diciamo così, ripresi a parole o, come dire, corretti di fronte ad un problema qualsiasi, ma quando esageriamo, quando abbiamo dei comportamenti palesemente violenti, allora lì ci deve essere una conseguenza di tipo concreto. Ecco, diceva un qualche tipo di svantaggio, lo psicologo, altro che qualche tipo di svantaggio, vanno denunciate e sanzionate severamente. Ragazze e ragazzi, chiunque si renda protagonista di questi fatti odiosi, incresciosi, riprovevoli, disgustosi, perché si approfitta della debolezza di una persona circondata in questo caso da baby bulle che la picchiano, le strappano i capelli, sono cose di una inciviltà unica, per cui anche le scuole, oltre alle famiglie, oltre alle denunce, dovrebbero prendere dei provvedimenti e arrivare all'espulsione. Questo io credo che sia indispensabile, perché qualche provvedimento così, qualche svantaggio che li aiuti a non azzardarsi a ripetere violenze di questo genere. C'è stata un'inaugurazione a Treviso di un monumento dedicato a tutti i caduti per la pace, un luogo e una data non scelti a caso. Il 12 novembre di 20 anni fa avveniva infatti l'attacco suicida ad una base italiana in Iraq, passato alla storia come la strage di Nassiriya. Una stella per non dimenticare i caduti per la pace. A scoprirla questa mattina a Treviso il sindaco Mario Conte e il presidente del Consiglio Comunale Antonio Dotto. E la data e il luogo non sono stati scelti a caso. Via Caduti di Nassiriya a Canizzano, esattamente 20 anni dopo l'attacco suicida alla base maestrale in Iraq, dove morirono 19 italiani e 9 iracheni. Tra i nostri connazionali 12 erano carabinieri. Nell'attentato rimasero feriti altri 20 italiani e tra questi l'allora carabiniere scelto Matteo Stefanelli, ora brigadiere al comando provinciale di Treviso, che oggi non è mancato alla cerimonia, tenendo nel silenzio del ricordo il dolore di quel giorno. Un monumento voluto fortemente dal consigliere comunale Davide Acampola. Il mio impegno, insomma, va avanti ormai da 10 anni. Mi ricordo che ogni anno venivo qua anche da solo talvolta a depositare un fiore. È una cosa che mi ha sempre, diciamo, appassionato e per la quale ho sempre creduto. Un monumento che vuole ricordare tutti i militari, ma anche i civili caduti per la pace, e il ricordo degli aviatori presenti è andato alla strage dimenticata dell'11 novembre del 1961 di Kindu in Congo, dove 13 uomini dell'aeronautica militare italiana vennero barbaramente uccisi mentre erano in missione per l'ONU. Per questo la stela è carica di simboli. La stela è spezzata perché va a significare proprio la vita spezzata delle nostre vittime. È stata fatta con una pietra giallo d'Istria perché questo colore rappresenta anche la tonalità dei colori delle rocce, delle sabbie di Nassiriya. E poi la scritta incisa nella pietra è colorata di rosso, che ricorda proprio il sangue delle nostre vittime. Simboli in una stele che vuole essere anche un monito, oltre che un ricordo. Questo non vuole essere solo un luogo di ricordo e di memoria, ma vuole essere anche un luogo che sensibilizza soprattutto le future generazioni a vivere in un mondo di pace.
E adesso andiamo alla politica locale, lo scontro sulla sanità, ne abbiamo parlato venerdì sera a Focus. Le carenze della sanità sono legate al taglio delle risorse statali, replica così il leghista Dimitri Coin all'attacco sferrato dall'azzurro Flavio Tosi alla gestione regionale che avrebbe portato all'allungamento delle liste d'attesa e al rischio di consistenti aumenti delle rette delle case di riposo. Il problema è un problema di soldi, perché se la possibilità di investimento da parte dello Stato centrale sul mondo sanitario si riduce, è chiaro che anche sulle regioni si riduce, e questo crea spazio per il privato. L'attacco del coordinatore di Forza Italia Flavio Tosi alla gestione della sanità pubblica da parte della Regione andrebbe rivolto altrove, secondo il segretario provinciale della Lega e deputato Dimitri Coin. Pur alleato a Venezia e a Roma, Tosi non è andato per il sottile. Le liste d'attesa stanno esplodendo, gli interventi chirurgici vengono rinviati, quindi la criticità c'è e non bisogna mettere la testa sotto la sabbia a far finta che non ci sia. Sebbene Tosi abbia fatto dei distinguo da regione a regione, lasciando intendere che c'è chi amministra meglio e chi peggio, per Coin il problema è invece generalizzato. Che si parli di rette nelle case di riposo, medicina di base o carenze di organico, il nodo sono sempre le risorse a disposizione. Se i medici magari vengono pagati di più sul privato, ecco che magari possono pensare anche di andare a trasferirsi lì, quando poi nel mondo della sanità pubblica, oltre a venire pagati meno, sono costretti anche a turni massacranti. Quindi è tutto quanto un circolo vizioso che si è innescato e che bisogna fare di tutto per cercare di invertire come rotta. C'è poi il dato politico. Tosi, dice Coin, è già in pista per i prossimi appuntamenti elettorali. Diciamo che la campagna elettorale, sia per le europee che anche poi in previsione per le regionali del prossimo percorso, magari lui può già averla in mente. Al di là di questo, conclude il segretario leghista, il tema dello stato in cui versa la sanità pubblica va posto. Si fa meglio che si può con quello che si ha, questo è il dato reale, e la percezione che hanno i cittadini, soprattutto rispetto alle liste d'attesa, è che siano effettivamente lunghe. E come vi dicevo, ne abbiamo parlato venerdì sera a Focus con un ampio dibattito. Sentiamo una parte del nostro talk dove sono intervenuti Riccardo Barbisan della Lega e Nino Pipitone di Italia Viva. Sentiamo. Roma non sono decise dal Veneto, eccetera. Io so che la Regione Veneto investe milioni di euro. Un tempo, quando ero in Commissione Sanità della Regione Veneto, ero molto più sul pezzo sulla questione, però so che il Veneto stabilmente da anni investe in borse di studio. Ci sono problemi ulteriori oggi a quelli del fatto che le borse di studio non erano più sufficienti, perché sia la Regione che lo Stato insieme hanno colmato, nel senso che hanno investito maggiormente sulle borse di studio. Vi sono borse di specialità che restano vuote, che vanno deserte. Se parliamo della medicina d'urgenza, se parliamo di alcune altre specialità, purtroppo in questo momento i ragazzi che intendono specializzarsi lo vogliono fare soprattutto in determinate branche, ma non per esempio nella medicina d'urgenza. Quindi sono problemi che si sommano a problemi atavici. Noi in Italia e in Veneto, dove ricordo la sanità privata pesa per meno del 10% del budget totale, qui non siamo né in Lombardia né in Lazio, che sono due modelli diversi, ma siamo in un sistema molto più simile a quello per esempio dell'Emilia Romagna, dove il pubblico è molto forte. Ecco, in questo sistema qui, finché noi lo vogliamo portare avanti, è ovvio che gli investimenti del Fondo Sanitario Nazionale, che saranno arrivati circa 120 miliardi di euro all'anno, sono molto importanti. La pretesa di avere un sistema pubblico e universalista che possa, per fare un esempio, fare un trapianto di polmone con un ticket, che oggi ancora è possibile, oggi sembra incredibile, ma oggi con un ticket da pochi euro è ancora possibile in Veneto avere un trapianto di polmone, che è un'operazione che costa decine di migliaia di euro. Ecco, fino a quando noi vorremmo continuare su questo modello, è ovvio che dobbiamo avere trasferimenti dallo Stato centrale
che siano congrui e adeguati. È ovvio che la fiscalità della regione non è sufficiente a porre rimedio, altrimenti avremmo modelli regionali di regioni a statuto ordinario come il Veneto che si distinguerebbero di molto per servizi migliori. Invece questo in Italia non c'è, non esiste. La regione Veneto è ancora una regione di riferimento, si direbbe benchmark per i servizi sanitari e sociosanitari che rende, e questo diciamo lo testimoniano quasi tutti i governi che si succedono, perché se la regione Veneto, dottor Pipitone, grazie a medici straordinari come lei, non è prima, è seconda, se non è seconda è terza. Adesso non è più nemmeno terza, guarda, purtroppo. Va bene, adesso io non so a che classifiche, lei si riferisce, però non ci sono molti veneti. Non sono felice per questo, che sia chiaro. Non è che sono contento se noi abbiamo perso in termini di qualità e di riferimento come regione, è chiaro. Significa che probabilmente dobbiamo migliorare alcune cose. Ma guardi, ma di sicuro assolutamente io non faccio difese d'ufficio, Diciamo lo scontro che poi è andato avanti tra Riccardo Barbisani della Lega e il dottor Antonio Pipitone, medico di Adria, nell'ospedale di Adria ed esponente di Italia Viva. Andiamo in pubblicità un paio di minuti e poi torniamo subito, state con noi, grazie. Andiamo avanti con i problemi della sanità, tra questi c'è la fuga dei medici, in particolare il passaggio di molti medici dal settore pubblico a quello privato e spiega le ragioni di questo esodo il dottor Domenico Crisarà, che è vicepresidente dell'Ordine Nazionale dei Medici di Medicina Generale. Vediamo. E io faccio già a stento il medico, non l'economista, però una cosa è banale, come la stessa amministrazione, per quale motivo la stessa amministrazione, due soggetti, uno interno e uno esterno, riesce a pagare di più quello esterno. Per me, perché poi alla fine i soldi sono sempre quelli, saranno le voci di bilancio che sono diverse. Io non capisco niente, facendo con tutto il rispetto, anzi facendo il casalingo di Voghera, così non ci sono questioni di genere, secondo me le tasche di una famiglia come quelle di un'azienda dovrebbero essere comunicanti. Per cui ancora più frustrante per il professionista è vedere che un medico appena iscritto a quest'ordine fa non il suo stesso lavoro, un lavoro nella sua stessa struttura che gli richiede minore impegno perché i neolaureati fanno soltanto i cosiddetti codici bianchi e viene pagato 10 volte in più di quello che è pagato lui e magari è il direttore della struttura. Questo per me è un mistero. Altro tasto dolente, le specializzazioni. Sempre più giovani medici scelgono infatti indirizzi che permettano loro lo sbocco nella libera professione. Un tempo si diceva appunto io voglio fare il chirurgo, da giovane studente diciamo di medicina, o voglio fare il chirurgo, voglio fare l'anestesista. Oggi i giovani invece dicono io non voglio fare la vita del chirurgo, non voglio fare la vita dell'anestesista. Quindi fanno delle scelte precise e che francamente sono anche comprensibili data la situazione. Va migliorato l'ambiente all'interno degli ospedali, deve tornare ad essere attrattivo, altrimenti perderemo il Servizio Sanitario Nazionale. Torniamo alla cronaca nera da Cristian Arboita, Ponzano Veneto, dove c'è stata una raffica di furti. A te Cristian. Sì, direttore, prosegue il nostro racconto. Mi trovo sempre a Merlengo, nella zona di via San Bugo, con Nicoletta Rizzetto. Qui con me c'è il signor Carlo Trentin, che è vicino di casa della signora Martini, che avete visto poco fa. Anche lei venerdì sera, signor Trentin, ha avuto i ladri in casa. A stessa ora, sono andato via 10 minuti, poi mio figlio Ernesto vieni a casa perché la famiglia ha avvisati che c'è i ladri. Sono venuto a casa e ho visto la casa tutta distrutta, tutto per terra, tutti i cassetti per terra, tutti i vestiti di mia moglie, tutti per terra, tutti i ricordi. Hanno distrutto tutto, non hanno portato via tanto,
perché hanno preso soltanto 200 euro. Però hanno distrutto la casa, rabaltato tutti i cassetti, tutto. Hanno messo a soqquadro la camera dove teneva ancora le cose di sua moglie scomparsa recentemente. 3 mesi fa. Tu ti ricordi mia moglie? Tutto rabaltato, tutto per terra. Un disastro. E questo fa ancora più male, immagino. Fa ancora più male, non capivo, perché sono andati in cantina, sono andati del Sole Mazzarda, sul bagno, dappertutto, hanno rabaltato tutto. E alla fine cos'è che le hanno portato via? No, avevo il portafoglio sul cassetto in cucina e io non pensavo neanche che avessero preso i soldi. E invece i carabinieri mi dà un documento per fare la denuncia. Tiro fuori il portafoglio e vedo che manca i soldi. Però il cassetto era chiuso, però i documenti sono stati lì. Quindi tutto a soqquadro per qualche decina di euro? Sì, 200 euro, non di più. Senta, signor Trentin, lei si trovava da suo figlio, da sua nuora? Sono andato a trovare la bambina, non capivo perché adesso qua da solo, non avevo là soltanto per passare il tempo una santa. Sui 10 minuti però mi tendevo qua, non capivo. Questo è il punto, qualcuno la stava osservando? Sì, guarda qua, c'è spulito i campi e loro erano qua che mi aspettava che andasse via. Bene. Grazie signor Trentin, ringrazio anche la signora Jenny. Ecco, Jenny, lei è la nuora del signor Carlo e mi diceva poco fa, per fortuna non ce li siamo trovati davanti, ho una bambina e c'è preoccupazione. Beh sì, tutti qua siamo molto preoccupati, soprattutto per chi ha bambini piccoli, penso che ho persone anziane che comunque non si possono difendere. Infatti appunto sapevo che la signora che se li è trovati in casa ha messo le mani avanti dicendo prendete tutto quello che volete e basta che non mi fate del male. Sì, spero mai di non trovarmi in questa situazione, ecco. Grazie Jenny, grazie davvero, grazie signor Carlo per questa testimonianza. Noi con Nicoletta Rizzetto, direttore, continuiamo il nostro racconto, tutti i dettagli nelle edizioni serali. A te la linea. Grazie Christian, davvero è una situazione ormai insostenibile. Guardate il titolo del Mattino di Padova, un altro episodio, corpo a corpo con i ladri nel locale, il 13° furto della nostra trattoria. Il proprietario della trattoria da Lucca di Galliera Veneta e i 2 figli affrontano 3 banditi, il terzetto si è riparato in bagno fuggendo dalla finestra, cioè quindi siamo arrivati addirittura al corpo a corpo all'interno di un ristorante. C'è al via una nuova campagna contro la violenza sulle donne e purtroppo ne parliamo molto spesso. Si tratta di 1000 poster multilingue che saranno diffusi in città a Padova ed esposti anche sui mezzi pubblici. Un poster multilingue che viaggerà per tutta la città veicolando un forte messaggio contro la violenza sulle donne e in modo pratico mettendo nero su bianco i numeri dove trovare aiuto e supporto. Al via la nuova campagna promossa dal Centro Veneto Progetti Donna con il supporto di Rotary Club, Comune di Padova e Bus Italia. Ogni giorno a Padova 2 le denunce di violenza presentate dalle donne e carabinieri, circa 600 le segnalazioni ogni anno. I poster in 4 lingue, italiano, inglese, francese e arabo, saranno affissi in vari formati in spazi del centro città ed esposti su 1000 pendini all'interno degli autobus cittadini. Chiaro il messaggio: ti senti in una situazione di difficoltà o temi per la tua sicurezza? Chiama il centro di supporto alle donne 800 81 46 81. Al centro troverai uno spazio sicuro, privacy, anonimato, supporto gratuito. 1127 le donne accolte nel 2022 dal centro antiviolenza di Padova, il 27% sono di origine straniera, un dato in aumento negli ultimi anni. E la notizia del giorno riportata da tutti i quotidiani locali è questa: è scomparsa una coppia di ragazzi, da sabato sera erano alla nave De Vero di Marghera. Il testimone, cioè lo zio che abbiamo intervistato prima con Ilaria Marchiori, dice Giulia urlava e Filippo la tratteneva, poi più nulla. La domotica in aiuto agli anziani soli o ai disabili attraverso il progetto Una casa per amico lanciato da Casugana a Treviso.
sapere, ricevere delle informazioni, magari in maniera automatica, di cosa sta succedendo nella casa dei genitori, dà sicuramente sicurezza al genitore, ma dà anche la tranquillità ai figli. Questo è un esempio classico in cui un leggero aiuto della tecnologia può fare la differenza. Assistenza nel progettare e installare tecnologie domestiche che rendano più facile e sicura la vita di anziani e soggetti fragili che vivano da soli. È quella che il Comune di Treviso intende fornire alla cittadinanza grazie alla collaborazione con l'Associazione Informatici Senza Frontiere e la sponsorizzazione di Unicredit, fornendo poi nel tempo il necessario supporto tecnico. Una casa per amico, il nome dell'iniziativa, che prenderà il via con 24 mesi di sperimentazione. L'obiettivo è quello in questi 2 anni di sperimentarlo su larga scala e quindi di dare questa opportunità a tutte le famiglie di Treviso che ritengono di voler aderire. C'è una piccola quota di compartecipazione che verrà chiesta a chi aderisce al progetto e avrà il progetto installato in casa, e quindi fino a un massimo di 150 euro all'anno, quindi sostenibilissimo. Le luci che si accendono autonomamente se un anziano si alza per andare in bagno, delle telecamere collegate con lo smartphone dei figli, un videocitofono a tasto unico per far partire una chiamata di emergenza. Sono solo alcuni degli esempi di tecnologia utile per aumentare la sicurezza di chi è ancora autonomo ma diventa via via più vulnerabile. Oppure degli ospiti di case alloggio. Il progetto sarà presentato nel corso di una serie di incontri pubblici. Il prossimo si terrà lunedì 13 novembre al Centro Anziani di Sant'Angelo a Villa Letizia. Adesioni solo tramite email o chiamando il 346 2269 320. E attenzione, ammonisce il sindaco Conte, alle truffe. Quindi se qualcuno dovesse chiamare a casa vostra per chiedervi di aderire a questo progetto, sappiate che non è il Comune. Ancora i vandali in azione, questa volta in azione a Bassano del Grappa, hanno imbrattato nella notte un palazzo storico e pare che i colpevoli abbiano le ore contate. Vediamo il servizio, poi ci colleghiamo in diretta con Alex Giuliano per gli ultimi aggiornamenti. Servizio. Hanno le ore contate i vandali in azione nella notte tra sabato e domenica in via Angarano per aver imbrattato la storica facciata di Palazzo Bonaguro con 24 scritte spray nei colori della bandiera italiana, bianco, rosso e verde. Le lettere compongono la parola senso, un nome d'arte ripetuto diverse volte. Rispetto al raid su Palazzo Bonaguro, nei giorni scorsi sui social sarebbero circolati alcuni post scritti in linguaggio gergale, quasi come una dichiarazione di intenti, un richiamo alle armi del mestiere, ovvero alle bombolette. Ecco perché i writers, in tal senso, potrebbero essere almeno 2, vista anche la concomitante presenza di scritte recenti sui muri di Vicolo San Donato. Insomma, potrebbe a tutti gli effetti trattarsi di un'azione coordinata, ma perché accanirsi su un edificio storico come Palazzo Bonaguro? In queste ore sembra perdere validità l'ipotesi che l'imbrattatore avesse voluto colpire il Festival Liberamenti, prossimo all'inaugurazione proprio al Bonaguro e dedicato alla promozione dei diritti delle donne. I danni, da una prima stima, si aggirerebbero ad oltre 10.000 euro che i colpevoli dovranno risarcire in accordo con Comune e Soprintendenza. Allora con Alex Giuliano ci colleghiamo in diretta da Bassano del Grappa per gli ultimi aggiornamenti. A te Alex. Un buongiorno direttore, buongiorno allo studio. Non ci vedete sul luogo del misfatto semplicemente perché stamattina chiaramente eravamo sul posto, ma poi è stata indetta in fretta e furia una conferenza stampa in comune a Bassano, sia per fare chiarezza appunto sugli atti vandalici avvenuti nella notte fra sabato e domenica, e sia per altre questioni strettamente legate all'attualità e alla politica. Ricorderete nella nostra diretta proprio a Focus sabato abbiamo parlato della presenza di un possibile nuovo campo nomadi a Bassano e di un duro attacco che l'ex presidente del Consiglio Comunale Stefano Facchina aveva rivolto alla maggioranza circa problematiche relative al quartiere San Lazzaro, l'installazione di una nuova antenna per
per la telefonia e la creazione di un autolavaggio. Ma facciamo un po' di ordine. Partiamo dagli atti vandalici. Sarebbero almeno 2 le persone coinvolte. Tra poco con le forze dell'ordine e l'assessore alla sicurezza faremo appunto il punto della situazione. Quello che possiamo dirvi è che questi atti di inciviltà non si sono limitati alla facciata di Palazzo Bonaguro, ma dobbiamo segnalare proprio in mattinata nuovi episodi sul Ponte Nuovo. Ricorderete quel ponte che è attualmente anche area di cantiere e quindi tutta la ringhiera è stata imbrattata, sembra dallo stesso autore o comunque dalla stessa mano, perché diciamo che questa attività di vandalismo potrebbe essere coordinata, appartenere a proprio un gruppo di writers che vogliono lanciare un determinato messaggio a Bassano. Quindi atti vandalici sul Ponte Nuovo, anche le case vicine, adiacenti al Ponte Nuovo, i cancelli delle case sono stati imbrattati. Noi stamattina siamo andati sul posto anche a raccogliere la testimonianza delle persone. Poi, come vi dicevo, convocati d'urgenza in conferenza stampa che è attualmente in corso in Consiglio in Comune per rispondere al Presidente del Consiglio ex di Bassano, che è stato letteralmente smentito da tutta la maggioranza presente in questa conferenza stampa. Dunque non si tratta di un campo nomadi, ma di un'installazione di una famiglia ben inserita nel tessuto sociale bassanese, che andrà periodicamente, sporadicamente a soggiornare in quell'area. E anche per quanto riguarda inquinamento acustico, problematiche di onde elettromagnetiche legate all'installazione dell'antenna di telefonia, insomma il problema è stato affrontato in maniera molto pertinente. Sono entrati nel merito i rappresentanti dell'amministrazione comunale, ribattendo punto su punto e confermando una spaccatura fra l'ex presidente del Consiglio Comunale Stefano Facchin e appunto chi attualmente governa e rappresenta la città. Noi chiaramente nel corso della giornata vi daremo raccoglieremo tutte le informazioni, vi aggiorneremo poi nei prossimi appuntamenti dedicati alla cronaca. Chiudo con un ultimo breve riepilogo sugli atti vandalici. Più mani, quindi non solo un writer, nuovi episodi sul Ponte Nuovo e sembra anche in alcune aree non ancora identificate del Lungo Brenta, quindi una protesta, potremmo definirla così, che sembra più estesa di quello che poteva apparire alle prime ore di questa mattina. Grazie molte Alex, buon lavoro. Tra l'altro c'è stato un altro episodio di atti vandalici in una scuola media di Romano Dezzelino. Sentiamo i particolari da Vanessa Banzato. È meglio che i colpevoli saltino fuori prima e si autodenuncino, perché le conseguenze saranno significative. È fuori di sé il sindaco di Romano Dezzelino per i gravissimi episodi di vandalismo che hanno interessato la scuola media Montegrappa a San Giacomo. Le immagini dicono tutto, guardate che roba. Bidoni delle immondizie rovesciati in mezzo al cortile interno, con rifiuti sparsi ovunque. L'area del tiro con l'arco messa a soqquadro è completamente distrutta. Divelti i piloni in metallo scaraventati contro una delle porte dell'edificio, molto probabilmente con l'intento di infrangerla per introdursi all'interno. Sangue e amen, 2 scritte chiare seppur siano senza senso, senza un perché, su una vetrata, senza un motivo, come tutto quello che resta oggi davanti alla scuola, una scena che lascia senza parole, anzi, le parole ci sono, ma di rabbia, tanto che il sindaco si è già espresso attraverso i social lanciando un ultimatum agli autori dell'insano gesto. D'accordo con il dirigente scolastico Antonio Maria Bianchin, scrive Bontorin, abbiamo deciso che questo gravissimo episodio di vandalismo non passerà in silenzio. Sono in corso i rilievi da parte delle forze dell'ordine, ma forse i responsabili di questi vandalismi non hanno ben presente che ci sono diverse telecamere di videosorveglianza che serviranno agli inquirenti a risalire a loro. I vandali hanno quindi le ore contate, per questo il sindaco li invita a presentarsi spontaneamente prima di essere individuati. Il primo cittadino chiede pertanto ai genitori dei ragazzi che frequentano la scuola di inoltrare il messaggio nelle chat di classe, avvertendo di quello che sta succedendo.
Sono profondamente deluso da tanta ignoranza. Conclude nel suo post con amarezza Simone Bontorin. Passiamo alla politica perché sono già iniziate le grandi e piccole manovre in vista delle europee e quindi anche le segreterie dei partiti localmente si stanno muovendo. Sentiamo il servizio di Lucio Zanato. 9 giugno 2024 è la data più probabile per la prossima tornata elettorale. Probabile ma non ancora certa, perché il prossimo anno non solo si vota per le amministrative ma anche per le europee e qui bisogna che tutti gli stati individuino una data comune. Significa comunque poco più di 7 mesi, che vuol dire che la macchina elettorale di partiti e movimenti si sta già muovendo. Per le politiche del 2022 sono stati 670.000 i trevigiani chiamati alle urne, mentre per le amministrative di quest'anno il calo alle urne ha toccato il 6%, dati che stanno già facendo pensare i segretari in vista del doppio voto, che è un doppio esame per la politica. Chi non si sbilancia sul diverso peso elettorale è nella Marca Italia Viva. Più preoccupata per le elezioni europee, per il risultato delle europee, oppure per il risultato delle comunali, visto che si vota in quasi 60 comuni della Marca il prossimo anno? Non sono preoccupata, ci stiamo organizzando per lavorare, e ci sono molti iscritti e molte persone che si stanno avvicinando al progetto e quindi siamo al lavoro, per queste elezioni. Più concentrato sulla comunicazione agli elettori, il neosegretario di Azione è convinto che sia l'astensionismo il vero problema della nostra democrazia. Se passa un messaggio chiaro e ben definito e concreto come Azione sa trasmettere, perché si basa su temi, io non sono preoccupato di niente. Poi c'è chi invece fa i conti con le scelte nazionali del proprio partito e le possibili ricadute sul voto in Europa e nei 55 comuni trevigiani al rinnovo di sindaco e consiglieri. Io sono sempre preoccupato di tutti i voti, perché non bisogna mai prendere le cose con leggerezza. Il voto delle europee forse è il voto che mi preoccupa di più, perché l'Europa oggi norma per quasi l'83% che poi ricade sui cittadini, e quindi cambiare l'Europa oggi vuol dire cambiare la vita ai cittadini italiani. Noi con Giorgia Meloni sappiamo che abbiamo questo grande impegno, che è quello di portare più deputati possibili alle europee per far sì che cambi lo scenario del Parlamento europeo, dove non ci sia più una maggioranza di centro-sinistra ma ci sia una maggioranza di centrodestra. Per quanto riguarda invece le amministrative sarà un gran lavoro. Per Montuori tra l'altro un voto in più, infatti il 26 novembre si terrà il congresso provinciale di Fratelli d'Italia. Situazione simile per Fabio Chies con Forza Italia, che scavalla l'anno per rinnovare la segreteria provinciale. Noi voteremo probabilmente il 20 gennaio e sarà per Treviso un momento epocale, perché non si votava un segretario da quando io non fui votato 8 anni fa. Più preoccupato per le elezioni europee, per le elezioni diciamo così amministrative comunali, oppure per le elezioni del 20 gennaio? Ma preoccupato forse per niente, però preoccupato un po' dall'astensionismo, perché le europee sono sempre stato un tipo di elezioni dove va a votare poca gente e questo mi preoccupa molto. Invece nei comuni sono molto positivo, perché negli ultimi anni, soprattutto negli ultimi 2 anni, il mondo civico di Forza Italia ha avuto buonissime soddisfazioni. Penso che le avremo anche il prossimo anno e anche insieme al centrodestra nei comuni sopra i 15.000 abitanti. Per quanto riguarda il voto del 20 gennaio sono assolutamente tranquillo. È stato ritrovato il corpo del cacciatore scomparso, di cui avevamo parlato in apertura, tra poco i dettagli, ma andiamo in pubblicità. È stato ritrovato morto il cacciatore scomparso in Valdastico. Sentiamo i particolari in questo servizio. Valdastico. È stato individuato e recuperato il corpo del cacciatore 64enne disperso in Valdassa, di cui non si avevano più notizie da ieri pomeriggio. L'uomo privo di vita è stato rinvenuto in un punto estremamente impervio, individuato dal sistema di ricerca Dedalo dei Vigili del Fuoco, che individua i telefoni cellulari. Il luogo è stato sorvolato dall'alto dall'elicottero dell'aeronautica di Cervia, che ha avvistato quella che poteva essere la sagoma di una persona. Poco dopo è arrivata anche la conferma da parte delle squadre di ricerca, che hanno visto il corpo in un dirupo. L'ultimo contatto dell'uomo risale alle 11:30 di ieri, quando si era sentito con la moglie. Il cacciatore era uscito a piedi dalla propria abitazione di Pedescala e si era diretto verso la Valdassa in direzione dell'altopiano, in una zona impervia.
Verso le 6 del pomeriggio di ieri è scattata l'operazione di ricerca che ha coinvolto, oltre ai vigili del fuoco, anche la protezione civile di Valdastico con unità cinofile e carabinieri. Le ricerche, sospese alle 4 di notte, sono riprese alle prime luci dell'alba con i soccorritori di Asiago, Schio, Recoaro e Padova e con droni e unità cinofile. Verso mezzogiorno la conferma. Purtroppo il 64enne è stato ritrovato privo di vita. Una squadra dei pompieri e del soccorso alpino di Ersiero ha recuperato il corpo che adesso è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Servizio di Carlo Alberto Inghilleri. Chiudiamo con una intervista a Elisa De Berti, che è vicepresidente della Regione del Veneto e assessore alla mobilità, ai trasporti e alle infrastrutture. L'occasione è stata l'inaugurazione di una rotatoria del Trevigiano. Abbiamo parlato della Via del Mare e anche della questione della pista di bob a Cortina d'Ampezzo. Sentiamo. Assessore Elisa De Berti, partiamo dalle opere a favore del territorio della Marca Trevigiano, in particolare dell'Interland Trevigiano. A che punto siamo con il Terraglio Est? Allora, per quanto riguarda il Terraglio Est, sapete che abbiamo un progetto definitivo pronto per andare in gara e stiamo aspettando la definizione dello stanziamento delle risorse FSC, dove come viabilità e infrastrutture viarie il Terraglio Est, l'ho sempre detto, ha la priorità. Quindi nel momento in cui ormai è questione sostanzialmente di poco tempo, appena verrà definito si partirà, insomma, e si potrà andare avanti anche con questa infrastruttura tanto attesa dal territorio. Che tempistica possiamo dare? Non do tempistiche, ma semplicemente perché porto sfortuna, cioè ogni volta che do tempistiche poi succede qualcosa che non vengono rispettate, però veramente non manca molto. C'era un problema di stallo nei fondi? No, era un problema sostanzialmente che avevamo richiesto le risorse FSC prima dell'emissione del parere della Commissione Via. Avevamo chiesto 20 milioni. Post parere Commissione Via, come succede sempre, le prescrizioni comportano un aumento del costo dell'infrastruttura. Il Ministero che dava questo anticipo sui fondi FSC non era il MIT con cui noi avevamo sostanzialmente delle interlocuzioni aperte, ma era, non mi ricordo più se era Carfagna, comunque era un altro ministero con cui non siamo riusciti a farci capire sulla differenza dello stanziamento, che noi eravamo disponibili a metterlo noi come regione, e quindi di fatto abbiamo dovuto aspettare la definizione complessiva dei fondi FSC, però poco male, insomma non manca molto e poi potremo stabilire nel momento in cui vengono definiti i tempi delle risorse FSC, poi definiamo anche i tempi della gara e di tutto il resto. Quarto lotto della tangenziale, Assessore, c'erano delle rassicurazioni, degli impegni finanziari da parte del Ministro Salvini 7 mesi fa, se non sbaglio. A che punto siamo? Allora, anche lì con ANAS abbiamo definito l'accordo sostanzialmente proprio qualche settimana fa, è stato firmato dall'amministratore delegato di ANAS, dove è stato sostanzialmente messo nero su bianco che Veneto Strade può proseguire con la progettazione, quindi noi lì abbiamo un progetto preliminare, verrà fatto un progetto di fattibilità tecnica economica che di fatto è nel nuovo codice, è il vecchio progetto definitivo, e una volta che Veneto Strade avrà, le risorse della progettazione verranno stanziate da ANAS, quindi c'è questo accordo che Veneto Strade progetta e ANAS paga la progettazione. Una volta che ci sarà la progettazione potremo inserirlo nel contratto di programma ANAS-MIT e quindi si potrà procedere anche lì con la realizzazione. Ecco, ma le risorse preannunciate da Salvini ci sono o non ci sono? No, intanto andiamo avanti con le risorse per la progettazione, perché non abbiamo neanche la progettazione, è inutile bloccare risorse se non ci sono neanche i progetti. Facciamo la progettazione, una volta che in itinere ogni anno il contratto di programma viene aggiornato, quindi nel momento in cui Veneto Strade è pronta con il progetto, con il Ministero faremo inserire lo stanziamento per la realizzazione. Una tempistica ce la dà?
Allora, per fare il progetto 1 anno ci vorrà, poi non so se deve andare in commissione via regionale o nazionale, perché se deve andare in commissione via regionale i tempi sono veloci, se deve andare in commissione via nazionale, vi dico, l'ultima opera di competenza statale che è passata dalla commissione via è rimasta là 2 anni, quindi insomma dipende poi dalla commissione via, però potremmo andare via spediti, insomma, speriamo che non debba andare in commissione via nazionale. E sulla via del mare ci sono delle polemiche da parte di sindaci, voi tirate dritto? Ma allora, no, noi tiriamo dritto, ma nel senso che non è che tiriamo dritto e non consideriamo le perplessità dei sindaci. Quello che di fatto noi diciamo è: aspettiamo di avere un interlocutore, adesso l'aggiudicazione definitiva è stata fatta, dobbiamo firmare il contratto, la convenzione. Nel momento in cui abbiamo firmato il contratto, abbiamo l'interlocutore, la certezza che un interlocutore per la realizzazione della via del mare c'è. Da quel punto abbiamo un preliminare, dovremo andare avanti con le ulteriori fasi di progettazione e allora lì ovviamente apriremo il tavolo con il territorio. È mia intenzione tenere sostanzialmente monitorato dal punto di vista del traffico la viabilità tutta che può essere interessata dalla via del mare anche circostante, per avere la situazione pre-via del mare in modo da poterla confrontare dopo la realizzazione della via del mare, per vedere se le preoccupazioni dei sindaci effettivamente danno esito confermato oppure alla fine sono preoccupazioni che potrebbero poi non rivelarsi effettive, però insomma siamo qui per cercare di aiutare il territorio e non per passare sopra nessuno. Pista da bob di Cortina, sabato il ministro Abodi a Ferracavalli e Verona ha detto che la partita non è ancora chiusa. A questo punto lei che cosa si augura? No, magari io la vedo dal punto di vista del Veneto. Io dico che sulla partita delle Olimpiadi il Veneto di fatto ha cercato di accelerare e di buttare il cuore oltre l'ostacolo, perché sia sulla progettazione della pista da bob, il progetto preliminare di fattibilità tecnica economica, ma ricordo anche la variante di Cortina e la variante di Longarone, nelle fasi di costituzione della società di Simico sostanzialmente noi siamo andati avanti sulla progettazione preliminare della pista da bob, ma dall'altra parte c'era ancora il ministro De Micheli, perché di ministri ne abbiamo visti tanti in questi anni, e il presidente Zaia aveva chiesto al ministro De Micheli, proprio pochi mesi dopo l'assegnazione delle Olimpiadi, di autorizzare ANAS affinché ANAS andasse avanti con la progettazione delle 2 varianti per poter anticipare i tempi, cioè non siamo rimasti lì ad aspettare le tempistiche del Ministero, anche perché tenete presente che per costituire la società ci hanno impiegato 3 anni, quindi insomma il commissario è operativo dall'anno scorso, non è che sia operativo da tantissimi anni, quindi noi tutto quello che potevamo fare per anticipare i tempi lo abbiamo fatto. La pista da bob non hanno ancora definito dove farla, sicuramente nel momento in cui non viene fatta a Cortina quello che noi chiediamo è un riequilibrio delle gare, come è ovvio. Elisa De Berti, vicepresidente della Regione del Veneto, intervistata da Christian Arboit. È tutto per oggi, grazie molte, ci vediamo stasera a Focus alle 21:15, grazie a Francesco Ceroni in regia con Alberto Pivetta, buona giornata.